questa mattina. Il libro di Salmi sono ripetute tante volte che il Signore è buono e la sua misericordia dura per sempre. Amen? E noi abbiamo un Dio buono. Noi abbiamo un Dio che merita tutta la lode, tutta l'adorazione, merita la nostra presenza qua davanti a Lui, davanti al suo altare, alzando le nostre mani, la nostra voce e celebrando colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Amen? Lodiamo il nome del Signore. Alziamo le nostre mani. Tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazione che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazione che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodiamo il tuo nome, Signore. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Sei buono tu. Sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Così buono. Sì lo sei, sì lo sei, sì lo sei. Sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre tu, sempre sei buono tu. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione e tribù, generazione che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei.
te, Signore, perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. Cerco solo te, mio Signore, perché solo tu la gioia mio cuore. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua via conduce alla vita. Si rallegra l'anima mia. Dove sono le mani? Solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il suo nome. Come un tenero Padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Cerco solo te, mio Signore, perché la tua grazia rimane in eterno. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Cerco solo te, mio Signore, perché mi coroni di misericordia. Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome. Come un tenero Padre sei verso di me, mio Signore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Benedetto Signore, benedetto il tuo nome. Come un tenero Padre sei verso di me, Alleluia. mio Signore. Benedetto il Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Alleluia, tuo nome, Senhor. Salmo 37, dal versetto 1 al versetto 7 c'è scritto così: allora trova la tua gioia nel Signore ed Egli pagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà, ed Egli farà risplendere la sua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. È il Dio che lavora per noi mentre noi ancora dormiamo. Chi crede in questo? 2 persone, 1, 2, 3, 4, 5. Sono poche comunque, noi siamo qua quasi una trentina, anche di più. Chi credi in questa promessa del Signore? Io credo, Signore, che tu veli su di noi. Io credo, Signore, che tu veli sulla mia famiglia.
Io credo, Signore, che Tu benedici la nostra Chiesa, nonostante tante volte non abbassiamo il nostro capo, nonostante tante volte non alziamo la nostra voce e nonostante tante volte non ringraziamo Te. Ma io credo che Tu sei qui questa mattina e io credo che la Tua parola riempi il nostro cuore e io credo, Signore, che il Tuo Spirito Santo parla il nostro cuore. E io credo, Signore, che noi possiamo veramente sentire la Tua voce, Signore, quando noi vogliamo. Perché la parola del Signore dice che la parola non torna mai indietro vuota, che ogni cosa rimane, che qualcosa sempre rimane della Tua parola e seme nel nostro cuore. E per cui questa mattina io vorrei che Tu, Signore, possa guardare dentro di noi, togliere, Signore, quello che non viene da Te, che Tu possa riempire questa mattina, Signore, del Tuo Spirito Santo, della Tua misericordia, affinché noi possiamo guardare il nostro fratello di fianco e benedire anche noi con tutta la benedizione che abbiamo ricevuto da Te, perché è così che funziona. Noi siamo benedetti del Signore per benedire altre persone e noi crediamo in questo, Signore. Lavora dentro la Tua Chiesa, Signore, che noi possiamo avere la libertà di ringraziarti, lodare il Tuo nome, Signore. Ti protegga, benedica, che risplenda il Tuo volto, la Tua grazia su di te ti rivolga, il suo sguardo sia pace in te. Amen. Amen.
su tutta la famiglia e i suoi figli, dei tuoi figli, sia con te la tua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te lui, è con te lui, al mattino e alla sera, nel tornare e nel tornare, nel compianto e la gioia, è per te lui, 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 è per te lui. La Chiesa. Insieme. Dio Padre dei cieli, lui è santo, santo è il nome tuo, che venga il tuo regno e la tua volontà. Così terra qui cielo
tuo Signore. Venga il tuo reino. Vogliamo sentire la Chiesa. Venga il tuo reino, Signore. Convinto? Tuo è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Applauda il tuo Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. La Chiesa può sedersi. Dedicato al Signore, e quando uno pensa alle tante cose che Dio fa per noi, sicuramente il minimo che possiamo fare noi è lodarlo, adorarlo, riconoscerlo e dare a Lui la gloria. Perciò ringraziamo il Signore per tutti coloro che sono presenti. Sicuramente chi non è presente avrà i propri motivi, però preghiamo in modo tale che la nostra Chiesa in ognuna delle sue sedi possa sempre essere sensibile alla ricerca di Dio, che ognuno di noi possiamo non trascurare Dio e l'amore fraterno. Quando pensavo qualche settimana fa, quando non ci potevamo vedere di persona, quanto difficile è stato. E più volte sentivo dei fratelli: ah, pastore, quanto è difficile questo periodo che non ci possiamo di vedere di persona. Dopo che abbiamo aperto non sono neanche venuti. E uno dice che questo sembra una contraddizione, vero? No, io lo guardo online, pastore. Allora, se quello è il problema, non facciamo più online, ok? Perché l'obiettivo di Dio è che stiamo insieme. Ovviamente per i fratelli del Brasile, della Romania, dell'Argentina va benissimo, però noi approfittiamo di stare insieme, ok? E c'è un tema che è molto prezioso, che cercheremo di entrare oggi, che lo troviamo più volte nella Bibbia, e vorrei che insieme possiamo entrare in questo tema, che ci possiamo veramente vestire di questo tema e tornare a casa vestiti di questa parola in particolare che cercheremo di presentare, perché è una parola che si domanda lo
o per dalle persone che erano intorno. Alcuni addirittura digiunavano. E perché il digiuno è terribile, no? Una fame. E dopo in un certo momento della giornata, no? Chi ce l'ha, no? Le budelle cominciano a fare l'orchestra, no? E cominciano a suonare. Alcuni invece, per rendere, non bastava, no? Il rumore delle budelle, allora cosa facevano? Si mettevano delle ceneri sotto gli occhi, così ti venivano le occhiaie, sembrava, mamma mia quanto è santo questo qua. Ma il Signore qua sta sfatando tutto questo, perché sarebbe stata illogica la domanda: perché vostro maestro si siede con i pubblicani e con i peccatori? Ci ricordiamo chi è il Signore Gesù Cristo? Il Signore Gesù Cristo è colui che è venuto, mandato dal Padre per salvare l'uomo. Perché Giovanni 3,16 lo dice chiaramente: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Perciò il Signore Gesù è Dio. E secondo quello che mi dice prima Giovanni capitolo 4 versetto 8, Dio è amore. E come diceva Giovanni 3,16, Lui ama chi? Tutti! O Dio ama soltanto chi non è malato? E molto chiaramente il Signore Gesù Cristo qua sottolinea: voglio misericordia. E in Osea dice: non voglio neanche sacrifici, non voglio olocausto. Perché? Perché lo state facendo senza un cuore puro, non lo state facendo per me. Allora noi possiamo criticare il popolo di Israele tutta la mattina se vogliamo, però io mi domando, quando noi facciamo le cose, per chi le facciamo? Sto parlando alla Chiesa. E alcune volte alcune persone le cose lo fanno per i credenti, alcune volte lo fanno per se stessi, alcune volte lo fanno per il pastore, alcuni lo fanno per voglia di farlo. Ma ricordatevi che la Bibbia dice che ogni cosa che ti viene alla mano da fare, falla, ma per il Signore. Perché poi la Bibbia ti dice chiaramente che cosa? Che la ricompensa da chi la ricevi tu? Dal Signore. I farisei e i sadducei, quando usavano la campanella, 1000 euro, ta! Mamma mia, ma guardate, il Signore Gesù dice: codesta è la ricompensa che ricevono. Perché Dio guarda che cosa? Ricordate quando sono andati a cercare il nuovo re di Israele? Che cosa gli dice Dio al servo suo? Non badare alla sua apparenza, perché io lo scarto, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo, io guardo il cuore. E guardando lì il cuore dei farisei, no, il Signore sta dicendo: voi non avete misericordia. Conoscete tanto la parola di Dio, conoscete tanto la legge, conoscete bene quello che si deve fare e quello che non si deve fare, ma avete trascurato una cosa: che io sono un Dio misericordioso e che io sono alla ricerca dei peccatori, dei pubblicani e di chiunque ha bisogno di me. Perciò noi penso che dobbiamo dedicare un pochino più di tempo a studiare questa parola misericordia, perché a volte tra noi credenti penso che il significato non ce l'abbiamo chiaro. Che cosa è misericordia? Logicamente, se io vado al greco, la parola è eleos.
E eleo si traduce facilmente come misericordia, compassione e pietà. Ok? Allora, più volte abbiamo sentito questa frase: abbi pietà di me, o no? Nel confronto di Dio. E sicuramente quando noi vediamo la situazione sarebbe un po' triste, no? Che io diceva, no, perché la Bibbia dice che noi dobbiamo essere misericordiosi gli uni con gli altri, ok? Allora io vengo da Jacqueline e le dico: Jacqueline, ho grande pietà di te. Suona bene? Allora, ho poca pietà di te. Suona ancora peggio, vero? Ok. Allora noi dobbiamo cercare di definire quando si usa pietà, quando si usa, oppure, guarda, ti compatisco per il marito che hai. Ho compassione di te. Suona bene? Lo so che ho ragione, Cioè, sto scherzando. Però dobbiamo capire che cosa significa compassione, che cosa significa pietà, cosa significa misericordia. Ok? Se noi vogliamo conoscere la storia, no, di tutto quello che stava succedendo nel periodo di Osea, dobbiamo andare al libro di Seconda Re, capitolo 15 al 17, che io mi auguro compito a casa, di leggere questi capitoli, e lì vedrete veramente la situazione che si trovava Osea. Noi abbiamo detto che Osea aveva riferito riguardo al capitolo 6, versetto 6 del suo libro. Che cosa era successo? Cerchiamo di fare un pochino di storia. Osea predica in un periodo molto particolare. Perché? Perché il popolo di Israele si trovava nel regno del nord ed era completamente in decadenza spirituale. Ok? Quando uno si trova in decadenza spirituale, il metodo che utilizzava Dio in molte situazioni nell'Antico Testamento era una disciplina o una punizione. Così si imparava che quello che si stava facendo era errato. Così praticamente il popolo di Israele passa, no, per questa punizione, che è di trovarsi sotto gli assiri, e finiscono in cattività. Ok? Cattività quando uno finisce come schiavo. Allora voi pensate, il popolo di Dio, l'Iddio più potente di tutti, l'Iddio che può fare ogni cosa, ha un popolo disubbidiente, un popolo che non lo segue, e per quel motivo deve andare ad essere schiavo sotto un popolo nemico che ha dei dei pagani. Non è illogico? È molto illogico. Ma è quello che stava succedendo lì. Allora Dio usa un metodo per poter trasmettere il suo messaggio al suo popolo, che sarà un metodo talmente incredibile che io penso che né io né te vorremmo mai essere nella situazione che Dio ti chiede una cosa del genere. Chi era Osea? Era un profeta di Dio. Cosa faceva un profeta? Parlava da parte di Dio. Dio gli dava un messaggio e lui lo doveva trasmettere al popolo. Wow, questo è meraviglioso. Perché uno dice al popolo di Dio ciò che Dio dice, il popolo di Dio lo fa e si vive in grande benedizione. Il grande problema è quando il profeta di Dio diceva, il popolo di Dio non lo faceva, e ovviamente invece di essere in grande benedizione si trovavano in grande maledizione. La Bibbia dice chiaramente che tutto quello che l'uomo semina raccoglie. Non diamo la colpa agli altri, quando la colpa è Dio. Dà questa predicazione a Osea, ma in un certo senso dice a Osea: tu vivrai in carne propria ciò che io sento con il mio popolo Israele. E sapete, questo profeta aveva una moglie che si chiamava Gomer e aveva 3 figli. Io so che molti di voi siete studiosi. Come si chiamavano i figli di Osea e Gomer? Dai, che facile. Interrogo io? No, meglio neanche a me interrogate in questa. Ok, misericordia è quello che ci vuole con questa domanda. Allora, erano stupendi questi nomi perché erano difficilissimi. Una si chiamava Lo Ruama.
Oh, lo Ruama, vieni che il pranzo è pronto. Fino a che dici la frase, il pranzo già è freddo. Ed è fortissimo. A me piacciono molto questi nomi, perché uno si chiamava lo Ruama, l'altro sapete come si chiamava? Come? Bravissima. E l'altro? Non lo dire, perché quello sarà il compito di tutti quanti. Cercate quei nomi. Sapete, ognuno di quei nomi significa una caratteristica del popolo di Israele in disubbidienza. Perciò è un compito che dovete fare e veramente vi arricchirà la vita spirituale. Però Gomer era sposata con un uomo santo, fedele a Dio, che parlava da parte a Dio, ma ha cominciato a commettere infedeltà. Cioè tradiva il marito. E la tradiva, e lo tradiva, e lo tradiva, e lo tradiva, al punto tale che viene considerata una prostituta. E questo è il messaggio che deve dare Osea al popolo di Israele. Non è solo un messaggio che viene, prendiamo il greco, l'aramaico, l'ebraico. È un messaggio che il profeta stava vivendo in carne propria. Perché così come si sentiva lui, che sua moglie aveva rotto il patto matrimoniale della fedeltà, così sentiva Dio con il suo popolo, che aveva rotto il patto di fedeltà, perché Dio era fedele a loro, ma loro non erano fedeli a Dio. E questo è tristissimo, vero? Ma è quello che stava succedendo. È proprio quello che, cioè, questi farisei che stavano ascoltando la frase misericordia voglio e non sacrificio, sapevano quello che intendeva il Signore con quello che stava dicendo. Perché voi, cari miei farisei, veramente, se devo dare un termine, voi vi siete dimenticati di me, ma vi siete occupati della legge. E facendo quello vi siete prostituiti spiritualmente parlando, perché siete infedeli a Dio, perché non cercate misericordia, perché non esercitate l'amore, perché non siete fedeli a Dio, siete fedeli a una legge, a una religione, ma non siete fedeli a Dio. Forte il messaggio di Gesù, o no? Se avessero potuto, forse in quel momento là l'avrebbero lapidato. Ma quando si dice la verità non è sempre facile accettarla, vero? Noi a volte quando parliamo della parola misericordia ci fermiamo a compassione, pietà e perdono, perché questo è un pochino quello che ci lascia il latino. Però quando noi entriamo nell'ebraico, la parola è molto più profonda per misericordia. In ebraico è la parola chesed. E questa parola significa sì, avere tenerezza, compassione, pietà, ma fedeltà in ogni patto. La parola patto in ebraico è berit. Se tu sei sposato, il giorno che ti sei sposato, tu hai fatto un berit con tua moglie, con tuo marito. Hai firmato un patto. Avete visto quando si va all'altare di solito cosa si promette? Si promette fedeltà. E quando manca la fedeltà, che cosa si rompe? Il patto. Perciò misericordia significa che io questo patto non lo romperò. Io ti continuerò ad amare, io ti continuerò a perdonare, io continuerò a stare con te. Ed è proprio quello che faceva Osea con Gomer, perché lui aveva tutto il diritto di dargli un calcio e mandarla via. Nella legge mosaica era molto facile, lei poteva essere lapidata, uccisa e lui sarebbe stato libero. Ma è lì che il Signore sta dicendo misericordia voglio. Quello è Osea, quello che dobbiamo praticare ognuno di noi, misericordia. Perché misericordia sì è pietà, è compassione, è tenerezza, è mettersi nel panno dell'altro, ma allo stesso tempo essere fedeli al patto. Il Signore ci ha dato diversi comandamenti, o no? Alla Chiesa. Che vi amate gli uni gli altri, che vi perdonate gli uni gli altri, che
che vi esortate gli uni gli altri, o no? Stiamo spendendo tutto un anno nello studio della mutualità, cosa fare gli uni gli altri. E non lo so se succede a voi, nei miei piccoli gruppi, per più delle volte ci guardiamo e diciamo veramente non siamo completamente fedeli con tutto quello che bisogna fare. E lì ci dobbiamo fermare davanti al Signore, dobbiamo dire: Signore, grazie perché sei misericordioso. Ma io ho capito una cosa spesse volte, che noi pretendiamo che Dio sia misericordioso con noi, ma noi non siamo misericordiosi tra di noi. Vi risulta? Come mai? Sapete, quando noi non siamo misericordiosi tra di noi, è per il solo fatto che ci stiamo allontanando da Dio. Era quello che succedeva ai farisei e ai sadducei. Loro sapevano tutto quello che la legge diceva e quello che bisognava fare secondo la legge, ma non stavano esercitando che cosa? La misericordia. Cioè, in poche parole, noi dobbiamo capire che la misericordia non è solo questa compassione, pietà, fedeltà al patto, ma c'è amore, tenerezza, clemenza, che arriva poi al concetto di grazia. E queste due parole, a volte grazia e misericordia, si confondono. Noi sappiamo che grazia, in parole povere, quelle che usiamo tutti quanti noi, grazia non è altro che dare ciò che non si merita. Giusto? Non per niente Efesini 2, 8 e 9 dice: per grazia che siete stati salvati, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Noi ci meritiamo la salvezza? Assolutamente no. La Bibbia dice che non c'è giusto nemmeno uno, la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Perciò praticamente mi merito la salvezza? Assolutamente no. Ma è per grazia, perché Dio mi dà qualcosa che non mi merito, cioè la salvezza in Cristo Gesù, che Lui ha pagato per me, ha occupato il mio posto sulla croce, ma non è rimasto sulla croce, ma Lui è risuscitato il terzo giorno e così mi dà anche la vita eterna. Ma misericordia che cos'è, pastore? Allora, grazia è quando mi dà ciò che non mi merito, misericordia quando non mi dà ciò che mi merito. Io ho mio figlio più piccolo, per modo di dire, cioè è alto 2 metri, però lui è una persona molto sensibile, è sempre stata una persona molto sensibile. E alcune volte lui faceva delle marachelle, no? Faceva dei macelli. Penso che ogni figlio lo fa, o c'è qualche figlio che non lo fa. Lo facciamo anche gli adulti, perciò, cioè. E mi ricordo una volta aveva fatto qualcosa di sbagliato. Io non l'avevo saputo, la mamma non l'aveva saputo e neanche la sorella, perché anche lì quando la sorella lo sapeva magari, no? Però neanche la sorella lo sapeva. Però la sua situazione di sentirsi male di quello che aveva fatto era talmente grande che lui aveva chiesto perdono al Signore, però si sentiva ancora mancante. Allora è venuto da me e mi ha detto: papà, mi devi punire, e mi devi punire tanto. Ho detto: perché? Perché io ho fatto una cosa sbagliata, ma non ti voglio dire perché già l'ho detta a Dio, ok? Però cioè, tu mi devi punire, così io non lo faccio mai più. E sai, quello è stato uno dei grandi insegnamenti per mio figlio e per me, che io non avevo pace nel dare una punizione. E io gli ho detto: guarda che se Dio ti ha perdonato, anch'io ti perdono. Quella è stata la peggior cosa che io avrei potuto fare a mio figlio, perché mio figlio voleva sentire le frustate, no? Voleva sentire, perché alcune volte noi ci sentiamo meglio così, ma quando arriva la misericordia di Dio, quando Dio non ti dà ciò che ti meriti, ti senti ancora peggio, perché come può essere così grande questo amore? Come può essere così fedele con me quando io sono completamente infedele con Lui?
perché io sfido chiunque, sfido me stesso, se posso dire che 24 ore al giorno sono fedele 100% a Dio. Se tutto quello che mi chiede lo faccio, e lo faccio con l'atteggiamento con cui devo farlo. Quando noi leggiamo il Salmo 4, versetto 1, dice: pietà di me, o Signore, usa misericordia con me, Signore. Io non lo so te, passano i giorni e questo è quello che io cerco sempre di più da parte del Signore. Quando io leggo quello che dice Salmo 118, versetto 1, dice: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Avete letto bene? Salmo 118, versetto 1. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Fratelli, dov'è la parola misericordia o pietà o compassione in quel brano? Non lo troviamo, vero? Vi ricordate qual era la parola in ebraico per misericordia? Chesed. E quando voi trovate la parola qua, amore, in ebraico è Chesed. Perché amore, perché misericordia non è soltanto compassione, pietà, tenerezza, clemenza, ma è amore e fedeltà. Isaia 49, versetto 13 al 15 dice: giubilate, o cieli, rallegratevi, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Sion ha detto: il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Un po' di tempo fa ho celebrato il matrimonio di mio nipote più grande, prima cerimonia che ho celebrato online a motivo del Covid, e ieri ci ha comunicato una notizia che ha lasciato tutti quanti noi a bocca aperte. Però era bello vedere mia sorella, no? Cioè come l'hanno raccontato questa cosa, e mia sorella diventa nonna. È una notizia per noi come famiglia è meravigliosa, c'è un nuovo arrivo nella famiglia Portillo. E mio nipote, no, mi ha mandato un messaggio. In Argentina si usa molto, c'è tutti i titoli, no? Qua c'è parente, no? Tu c'hai il cugino di secondo grado, che cosa sei? Non sei niente, no? In Argentina si usa, no? E allora come mia sorella avrà un nipote, Pastore Maio diventa zio nonno. Lascia perdere, no, va bene così. Per me è un altro nipote, ok? Però sentire la gioia della moglie di mio nipote, sentire la gioia sua, sentire la gioia di mia sorella, e ancora non è nato. Cioè abbiamo soltanto la fotografia, vero? Dio dice che anche se una madre si dimenticasse, Lui non si dimenticherà. Perché? Perché è misericordioso. Molti di nostri rapporti sono persi attraverso la storia, eppure con credenti. Perché? Perché è mancata una cosa: la misericordia. Il Signore continua a dirci a noi: misericordia voglio e non sacrifici. Quando il Signore Gesù Cristo arrivò sulla terra, stiamo per concludere, si dimostra chiaramente quanto il cuore del popolo suo era lontano da Dio.
Vi ricordate che lui è andato al Tempio e ha cominciato a buttare tutto quello che c'era là fuori, completamente adirato, e avete fatto della casa di mio padre un mercato. Quello dimostrava quanto il popolo di Israele faceva quello che doveva fare perché era davanti al Tempio. Occhio, ma il loro cuore era molto lontano da Dio. Il cuore loro era talmente lontano che quando loro pregavano che venisse il Messia, che venisse il Messia, che venisse il Messia è venuto, e la Bibbia dice che ai suoi è venuto e non l'hanno riconosciuto. Loro si aspettavano uno che era politico, che nasceva in un palazzo, che portava vestiti e regali e sicuramente corona e anello di re. Invece nasce il re dei cieli in una stalla, figlio di un falegname, completamente contrario. Però quante volte il Signore ha detto: il mio regno non è di questo mondo? E l'ha detto a loro, o no? Erano talmente lontani da Dio che quando lui aveva fatto dei miracoli, che cosa dicono? Quello che tu hai fatto, lo hai fatto nella potenza di Belzebu, cioè di Satana. Ma come? Si può arrivare così lontano? Sì. Perché? Perché quando uno non vuole vedere Dio, non lo vedrà mai. In Esodo 34, 6 e 7 dice: Giavè è un Dio di tenerezza, di grazia, tardo all'ira e ricco in misericordia, Chesed, e di grazia, tardo all'ira e ricco in misericordia, Chesed, e fedeltà, che conserva la sua misericordia, Chesed, alla millesima generazione, sopporta mancanza, trasgressione e peccato, ma senza lasciare impuniti, castiga la colpa dei padri nei figli, dei figli nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Perché abbiamo speso un sacco di tempo passando dal greco al latino, dal latino all'ebraico, e vedere la storia di Osea? A cosa mi serve, pastore, questo a me? Se io non ti avessi detto tutto questo, io non ti potrei dire quello che dice Luca 6,36. Siate dunque, tu sai che dunque significa? In base a tutto quello che è stato detto, ok? È quello che devi fare, ok? E qua dice siate, e quando voi trovate un imperativo nella Bibbia è come la parola di un re al suo suddito. Si può dire di no? No. E dice siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Prima Pietro 3,8: infine siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterni, misericordiosi e benevoli. Efesini 4,32: siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Alcune volte ci troviamo, no? Perché probabilmente sei stato tradito, deluso, trattato male, trattato in modo sconsiderevole alcune volte, anche in modo sconveniente, forse qualcuno ti ha mentito, o forse qualcuno è stato ipocrita nei tuoi confronti. Ricordati che non si vince mai il male facendo il male. La Bibbia ti dice di essere misericordioso, di prendere la parola eleos, chesed, e metterla in pratica. Non rompere il patto che hai di amore fraterno con la persona che ti ha messo accanto, Dio. Ti sei accorto che tutti quelli che sono intorno a te non sono perfetti? Ma ti sei accorto che anche tu sei perfetto. E quanto è bello quando la Bibbia dice che
l'amore copre moltitudine dei falli. È il momento di essere misericordiosi. È il momento di prendere il berit, cioè quel patto di fedeltà, e dire: Signore, così come tu sei misericordioso con me, io voglio essere misericordioso con gli altri. Sai, questa settimana ho avuto una riunione che mi ha colpito molto, perché nell'ambiente evangelico noi siamo molto per condannare. C'è uno che ha sbagliato, tagliamo la testa, così. E questa persona ha detto: Dio mi ha chiamato, e ha detto quello che lui fa, e dopo ha detto: Dio non mi ha chiamato ad essere giudice di nessuno, perché l'unico giudice è Dio. Io sono uscito di quella riunione pensando 100 volte in quella frase. Quanto facile è giudicare con la mente, con le parole, a volte non andando al diretto interessato, ma andare tutto dietro, no? Tipico dei farisei, l'abbiamo visto all'inizio. Come mai il vostro maestro mangia? Perché non l'hanno domandato a Gesù? Perché il tipico atteggiamento farisaico. Questa mattina io non ti sto domandando quanti anni di vita cristiana tu hai, non ti sto domandando quanto greco, aramaico, latino conosci, non ti sto domandando quanto conosci tu della Bibbia, o se hai fatto una scuola biblica o niente del genere. Io mi domando e ti domando: quanta misericordia c'è in me? Perché così come Dio è misericordioso con me ogni giorno, Lui dice: siate dunque misericordiosi. E se noi usiamo questa regola, iniziando nella nostra famiglia, iniziando nella nostra chiesa locale e andando avanti dovunque viviamo, la gente vedrà non un Dio giudice che ha tutto il diritto di esserlo, occhio, perché il salario del peccato è la morte. Per allo stesso tempo un Dio che è amore, che è fedele, che è paziente, che ha pietà, che è compassionevole, e per tutto quello che Lui è ha mandato suo Figlio a occupare il nostro posto sulla croce, affinché come noi abbiamo ricevuto misericordia, noi usiamo misericordia agli uni gli altri. Ricordate quella parabola in cui uno aveva un debito enorme? Mettiamo una cifra enorme per noi: 1 milione di euro. Non so quanti di voi avete mai visto 1 milione di euro. Io manco in foto, ok? 1 milione di euro di debito. E questo qua è destinato ad essere schiavo per sempre, ok? E poi arriva quell'uomo mosso in misericordia e gli dice: ti perdono 1 milione di euro. Oh! Se tu fossi stato lì, come saresti uscito da quella situazione? Io penso che avrei saltato, ballato, cantato, abbracciato, pianto, avrei fatto di 1 milione di euro perdonati. Lui esce di lì, probabilmente tornando a casa per raccontare a sua moglie, ai suoi figli, ai suoi amici, ai suoi parenti. Per strada si trova con uno che a lui gli deve 100 euro. Mi devi pagare quei 100 euro. Scusami, dammi un po' di tempo perché non ce la faccio, perché non posso. Lo prende, cioè facciamo un po', no? Alla siciliana, ok? Lo prende dal collo, mi devi pagare uguale, ok? No. Allora, come non mi paghi, allora diventi mio schiavo. Scusa un attimo,
A te ti hanno perdonato 1 milione di euro. Non sei in grado di perdonare 100 euro? Il resto della storia la conoscete. Io penso che spesse volte noi siamo così. Dio ci ha perdonato tanto e non siamo in grado di perdonare neanche poco. Se tu stai vivendo uno stile di vita così, è lontano dall'Iddio che noi abbiamo. Perché così come Lui è misericordioso con noi, Lui ti dice e mi dice: siate misericordiosi gli uni gli altri. Preghiamo. Signore, grazie per la tua bontà, per la tua benignità. Grazie Signore per la tua misericordia. Non ci sono abbastanza parole, Signore, per poter ringraziarti per questa tua caratteristica. Quando tu non ci dai, Signore, esattamente quello che noi ci meritiamo, perché noi ci meritiamo il male, perché noi facciamo il male. Ma tu hai fatto un patto con noi, Signore. Patto di amore, di fedeltà. E anche se noi siamo infedeli, tu rimani fedele. Sicuramente Osea, Signore, si sentiva malissimo nell'avere una moglie così, che l'aveva tradito così tante volte. E quando penso alla mia vita, Signore, penso quante volte ti ho tradito. E io ti chiedo per me e per i miei fratelli che torniamo a quel patto di fedeltà, che ti possiamo dire: Signore, io voglio essere misericordioso come tu lo sei con me, che voglio amare come tu ami me, che io voglio prendermi cura di coloro che sono intorno a noi come tu hai cura di me, perché tu vuoi misericordia e non sacrifici. E se tu stai vivendo una vita religiosa, evangelica sì, ma religiosa, è il momento di dire: Signore, basta, voglio prendere la tua misericordia e voglio lasciare a te di occuparti di coloro che fanno male, perché io voglio vincere il male facendo il bene. Io questo te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Adesso noi celebriamo, lodiamo il nome del Signore, e mentre noi lo facciamo, noi possiamo consegnare le nostre offerte, le nostre decime e la nostra vita all'altare del Signore. Amen. Siamoci in piedi e lodiamo il nome del Signore. Solo te, mio Signore.
Signore, benedetto il tuo nome. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Dalle tue mani questa mia vita riceve salvezza e amore. Amen. Ok? Ringraziamo il Signore per la vita del pastore Sandro. Dio è stato molto buono, ha superato bene l'intervento. Lo salutiamo da qui che sicuramente ci sta guardando. Facciamo un forte applauso. Questo applauso è per te, Sandro. Basta. Ok, sta scherzando. Da qui ti vogliamo dire non fare il birichino, ok? Perché lui già era cominciato, l'ho sentito ieri, voleva cominciare a fare un po' di cose, è stato richiesto in questa degenza che deve essere fermo. Perciò preghiamo che si fermi, ok? E che possa affrontare tutta questa degenza, così quando lui avrà superato completamente, il primo passo l'ha fatto, l'intervento l'ha fatto, adesso la degenza la deve fare e quando finirà quello sarà nelle sue complete forze, tornerà a servire il Signore come sempre l'ha fatto. Perciò continuiamo a pregare per lui. E alcuni annunci importanti: c'è il libro di Franca, ok? Il libro di Franca andato ad esaurimento, cioè è stato comprato da tutti, però ci sono alcune persone che sono rimaste a bocca asciutta e hanno detto noi vorremmo comprarlo. Allora, se riusciamo ad avere nuovamente un ordine, potete parlare con Giorgia, giusto? Giorgia, ok, se ti puoi alzare un attimo così ti vedono. Giorgia, potete prenotare a lei il libro e quando lei avrà una quantità minima potrà ordinarli. Perciò è importante che lo facciamo, non andate via dal culto senza. Se non hai questo libro è un incoraggiamento per la tua vita. E un'altra cosa importante, abbiamo le diverse riunioni di preghiera, ok? Martedì mattina alle 6 c'è un gruppo di valorosi uomini che si alzano per pregare. Molti non hanno iniziato l'attività, perciò dovrebbero aggiungersi, uomini, donne, so che vorreste venire anche voi, però questo è per gli uomini, ok? Perciò alle 6 del mattino ogni martedì iniziamo proprio per pregare, è un tempo bellissimo. Poi le donne invece, riunione di preghiera per le donne alle 10, sempre dello stesso martedì. Ci sono riunioni di preghiera anche il lunedì in 3 diversi orari, anche in giovedì in 3 diversi orari, e se non stai partecipando a nessuno di questi sentiti in colpa, ok? Perché la Chiesa ha bisogno di pregare, perché la preghiera muove le mani di Dio. Ed è questo che noi abbiamo bisogno. E se parliamo di percentuali, veramente la percentuale della nostra Chiesa, come direbbe un mio professore, bocciati, ok? Dobbiamo migliorare in quest'area. Ci sarà un evento per i giovani che si verificherà a breve, perciò chiedo a Emanuele se tu puoi venire, ok? E poi condividere quello che succederà. Ok, mi si sente? Bene, come leggete dalla locandina, abbiamo un evento dei giovani, un culto dei giovani, questo sabato l'8, e pertanto sì, è un evento rivolto a giovani ed adolescenti, quindi se qua tra di noi c'è un giovane adolescente che non ha mai sentito parlare di questo evento, siete caldamente invitati. Se invece qualcuno di voi conosce giovani ed adolescenti, mi raccomando, parlate di questo evento. Abbiamo già avuto un culto del genere recentemente ed è stato, chiedete a chiunque di noi ci sia stato, un evento meraviglioso. Pertanto quella è la locandina, quella è la data, le ore, e alle 18 c'è il ritrovo sabato e poi si comincia. E pertanto vi invito tutti a venire, vi invito a condividere questo volantino a giovani che conoscete perché possono sapere e venire.
Se non avete questo volantino, chiedete a Pastore Sandro e Isabella, che sicuramente ce l'hanno, chiedete a uno qualsiasi di noi giovani che sicuramente ce l'ha, e quindi sì, non mancate, e non mancate di invitare chi conoscete, chissà che può interessare. C'è il riferimento anche, oltre del Pastore e di Isabella, anche della nostra pagina Instagram e Facebook, Called Out, in cui mettiamo tutti gli aggiornamenti delle attività dei giovani. Quindi di nuovo, se avete Facebook, Instagram, se conoscete dei giovani che ce l'hanno, l'indirizzo è quello, basta darlo e basta scriverci se avete qualunque domanda, e per avere tutti gli aggiornamenti di quello che facciamo. E grazie a tutti. Bene. E così concludiamo questo pomeriggio. E vi voglio fare una domanda: quanto ci tenete alla Chiesa Agape? Io mi auguro che tanto, perché è il posto dove Dio ci ha messo, è il posto che Dio sta usando. E questo pomeriggio avremo l'assemblea straordinaria. Insieme a me è venuta la nuova tesoriera Patrizia da Verona, c'è il vicepresidente Lino Cavone, ci sarò io ovviamente, perché riteniamo molto importante fare questo viaggio per la riunione di questo pomeriggio. Caldamente vi chiedo a tutti i membri della Chiesa Agape di essere presenti. La prima convocazione sarà alle 14, la seconda convocazione sarà alle 14:30, e non voglio esagerare, però il presente e il futuro della Chiesa Agape con ognuna delle sue sedi, cioè stiamo parlando di Belluno, di Conegliano, di Treviso ovviamente, sono con Verona, dipenderanno molto dalla riunione di questo pomeriggio. Perciò lo so che è un sacrificio per alcuni magari non l'hanno considerato così importante. Vi incoraggio davanti al Signore di essere presenti, perché sicuramente è una priorità, e per quello siamo veramente contenti di poter farla, conoscere veramente la situazione che noi stiamo vivendo, come affrontare il futuro, e questo non lo può fare uno o due o tre, lo dobbiamo fare tutti, perché noi siamo un'unica chiesa in 4 località diverse, e insieme il Signore ci vuole. Perciò vi incoraggio ad essere presenti questo pomeriggio. Ci vediamo allora alle 14, prima convocazione, seconda convocazione alle 14:30. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona settimana a tutti, un forte abbraccio, Pastore Maio. Io avrei bisogno solo un secondo di tutti i monitori della scuola domenicale, se possono essere qui con me 5 minuti, tutti i monitori della scuola biblica, se possono venire qui 5 minuti, grazie mille.